Strage dei sub, nuova tragedia, morto uno dei sommozzatori impegnati nelle ricerche, sospesa la licenza alla nave Duke of York, l'indagine sul limite dei 30 metri di profondità superato, un amico di Gianluca Benedetti dice non era uno sprovveduto. Trovati senza vita questa mattina in montagna in Friuli due escursionisti poco più che ventenni, austriaco e tedesco, che erano scomparsi ieri mattina. Serata di paura quella vissuta ieri tra Ponte nelle Alpi e la Val Belluna, dove un inseguimento ad altissima velocità ha trasformato la sinistra Piave in un Far West, arrestato un 31enne. Investe un 57enne, lo insulta e non si ferma a prestare soccorso. Il pirata, individuato e denunciato dai carabinieri 6 mesi dopo l'incidente avvenuto a Bassano. Loculi dati alle fiamme, una croce di velta, raid vandalico shock al cimitero di Badoere di Morgano, la rabbia del sindaco, le lacrime e l'indignazione dei parenti dei defunti. Un colloquio di lavoro su 3 salta all'ultimo minuto per mancanza di candidati e la fotografia della CGA di Mestre sul mercato in rapidissima evoluzione. In Veneto preoccupano Belluno, Rovigo e Treviso. Premio Parise per il reportage e riconoscimento alla carriera per il giornalista del Fatto Quotidiano Peter Gomez, il monito sull'intelligenza artificiale, utile per la ricerca, pericolosa per i giovani. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La strage dei sub in primo piano anche per questa sera in questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché c'è una tragedia nella tragedia. È morto uno dei sommozzatori impegnati nelle ricerche, intanto è stata sospesa la licenza alla nave Duke of York. L'indagine si concentra sul limite dei 30 metri di profondità superato. Un amico di Gianluca Benedetti intanto dice che l'uomo, il ricercatore, non era uno sprovveduto. Si aggrava il bilancio della tragedia alle Maldive. I media locali confermano la morte di un sommozzatore delle forze armate maldiviane impegnate nelle ricerche dei 4 italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Il militare, il sergente maggiore Mohamed Mahadi, si era immerso per poi essere portato d'urgenza all'ospedale per un malore. A confermare il decesso sono state le forze di difesa nazionali delle Maldive con un messaggio pubblico su X. Secondo i primi riscontri, il sergente è morto a causa della malattia da decompressione, causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Le autorità maldiviane hanno inoltre avviato un'indagine per chiarire perché il gruppo si sia immerso oltre il limite consentito di 30 metri previsto dalle normative locali. Intanto continuano le ricerche dei 4 sub-italiani ancora intrappolati nella rete di grotte sottomarine dove giovedì scorso si era consumata la tragedia. Le operazioni di ricerca, interrotte inizialmente dal maltempo, sono riprese con 8 sommozzatori maldiviani impegnati a turni nell'individuazione dell'ingresso delle grotte e nel tentativo di riportare in superficie i corpi. Il portavoce presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha annunciato inoltre un nuovo piano operativo. 2 specialisti italiani, uno esperto di soccorso in acque profonde e uno di immersioni in grotta, dovrebbero unirsi alla missione. È stata inoltre sospesa a tempo indeterminato la licenza della Duke of York, la safari boat sulla quale viaggiavano gli italiani coinvolti nell'incidente. Nel frattempo la Farnesina continua a seguire costantemente l'evolversi delle ricerche della professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri, che risultano ancora dispersi. Finora l'unico corpo recuperato è quello del padovano 44enne Gianluca Benedetti. Proprio a Padova, dove Benedetti è nato e cresciuto, resta il dolore tra chi lo ha conosciuto veramente. Un super professionista che amava il suo lavoro, di certo non uno sprovveduto, così ce lo descrive Federico, proprietario del negozio di noleggio di attrezzature subacquee a Issimo, con il quale Gianluca collaborava organizzando corsi. Oltre alla sua sfrenata passione per le immersioni, c'era anche quella per il calcio, coltivata a 2 passi da casa, nel quartiere Sant'Osvaldo. Prima di lasciare Padova nel 2017 per trasferirsi alle Maldive, Gianluca era uno dei pilastri del torneo di palo, storica competizione che lo ha visto crescere, come ci racconta il suo fondatore Enrico Cavalletto, che lo conosce fin da bambino. L'ho conosciuto essendo suo animatore della CR. Io avevo sui 18-20 anni, lui ne aveva 8 e 10 più o meno, e quindi il nostro rapporto è cominciato così, proprio da quando era un bambino. Lo caratterizzava già da piccolo una grande dinamicità. Io proprio questo ricordo di questo gruppetto di 4-5 ragazzi che poi tra l'altro sono rimasti amici per un lungo periodo della loro vita.
che condividevano la grandissima passione per il calcio. Gli amici del torneo, stretti nel dolore, hanno condiviso una lunga dedica sul sito ufficiale. Fuori dal campo era il compagno che tutti volevano avere accanto, scrivono. Sorriso facile, battuta pronta, presenza fissa. La cosa che farei sicuramente è quella di dargli un forte abbraccio e questa è la cosa che mi sentirei di fare. Le parole sono un po' difficili da trovare in questi momenti. Tragedia in Carnia, morti 2 giovani escursionisti. Ci troviamo proprio al passo della sella Monte Chianzutan in comune di Verzegnis, dove si sono concluse purtroppo in modo negativo le ricerche dei 2 dispersi, i 2 turisti tedeschi che avevano fatto perdere le loro tracce. I 2 giovani, un austriaco di 23 anni e un 24enne statunitense residente in Germania, giunti in Friuli a bordo di un camper, dopo la sosta in un'area attrezzata a Palazzolo dello Stella hanno raggiunto Sella Chianzutan in comune di Verzegnis con lo scooter parcheggiato nel locale e da qui a piedi hanno iniziato la loro escursione. Dei 2 nessuna traccia, con i cellulari non raggiungibili. Sono scattati immediatamente i soccorsi con i vigili del fuoco e il soccorso alpino che nel frattempo hanno allestito il campo base nei pressi del locale dove finisce la salita del passo. Questa mattina le ricerche sono ripartite intorno alle 6:30, in supporto anche l'elicottero con i tecnici a bordo. Pochi minuti di sorvolo e i corpi sono stati rintracciati. Calati con il vericello, per i soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso. Dopo il nulla osta, le salme sono state recuperate e ricomposte nella cella mortuaria dell'ospedale di Tolmezzo, dove ad attenderle c'erano i parenti giunti nelle ultime ore dalle rispettive località di residenza per l'accertamento delle vittime. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di una tragica caduta accidentale durante l'escursione. Scene da Far West, nel cuore della Valbelluna, arrestato un 31enne. Un inseguimento da film tra sirene, posti di blocco e perfino un paio di colpi di pistola sparati in aria per tentare di fermarlo. Per oltre un'ora un uomo di 31 anni, cittadino ucraino residente in Comelico, ha seminato il panico lungo le strade della Valbelluna dopo aver rubato un'auto a Ponte nelle Alpi. La sua corsa è finita alle curve di Bardiesse contro la BMW di un automobilista che stava tornando a casa. Nessun ferito grave, ma tanta paura. Tutto è cominciato nel pomeriggio quando il 31enne, regolare sul territorio e incensurato, ruba una Fiat Tipo a Ponte nelle Alpi. Il proprietario dà immediatamente l'allarme, scatta la caccia all'uomo. A intercettare la macchina sono le telecamere leggi targa installate all'NTI. Da quel momento alle auto della polizia si aggiungono quelle dei carabinieri di Feltre che dal tardo pomeriggio avevano organizzato un'attività di controllo. Ai posti di blocco il fuggitivo non si ferma, anzi accelera e le pattuglie si lanciano all'inseguimento a sirene spiegate. Molti residenti escono di casa increduli. Dopo l'NTI l'uomo forza un posto di blocco dei carabinieri. Un militare spara un paio di colpi in aria per farlo desistere fino a quando, attorno alle 20:40, alle curve di Bardiesse, il 31enne perde il controllo dell'auto che invade la corsia opposta e si schianta contro la BMW guidata da un automobilista bellunese che stava rientrando a casa. L'impatto violento danneggia entrambe le vetture. Non ci sono feriti gravi ed è una fortuna. Il fuggiasco viene circondato e arrestato dai carabinieri. Per ora l'uomo è accusato di furto e resistenza pubblico ufficiale, ma la sua posizione è al vaglio degli investigatori. La provinciale della sinistra Piave è rimasta chiusa al traffico fra la rotatoria di Bardiesse e l'NTI per la rimozione dei mezzi danneggiati nello schianto e per i rilievi di legge. Investe un pedone, non si ferma a prestare soccorso, dopo qualche mese arriva la denuncia. Investe un pedone, lo prende a male parole e se ne va senza fermarsi per prestargli soccorso. È accaduto a novembre in strada Cartigliana a Bassano, dove un 42enne di Cassola ha travolto un uomo di 57 anni residente in zona e dopo averlo insultato per come aveva attraversato la strada se n'è andato senza nemmeno chiedergli se avesse bisogno di aiuto.
Di aiuto ne aveva effettivamente bisogno l'investito, che è stato soccorso dal SUEM e portato in ospedale. Nel frattempo erano arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Nove per i rilievi del caso e in seguito alla presentazione della denuncia da parte del pedone sono scattate anche le indagini. Gli accertamenti hanno permesso ai militari di risalire al SUV del 42enne che è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Nella Marca trevigiana atti vandalici pesantissimi al cimitero di Badoere. Mi sono venuta stamattina a buon'ora per venire a mio marito, mi ho offeso perché questi non si scherzi da fare, è proprio una roba che fa schifo veramente, fa pianza, anche se non si... Scusami, ma... Mi fa un dispiacere vedere queste robe qua. Dolore, indignazione, incredulità di fronte agli atti vandalici che hanno preso di mira il cimitero di Badoere. Ignoti hanno dato fuoco ad alcuni loculi in 3 diversi punti del Camposanto. Le fiamme, appiccate a fiori di plastica, vasi o lumini, hanno danneggiato le lapidi, annerito le foto, lasciando fuligine e cenere anche sulle sepolture vicine. C'è molta gente al cimitero, si è appena celebrato un funerale ed è un'intera comunità che si sente ferita da questo oltraggio alla memoria dei defunti, alla sacralità di un luogo dove ci si reca per mantenere un legame con i propri cari che non ci sono più, per sentirli ancora vicini. Vedere devastata la tomba di un familiare è una pugnalata al cuore. È mio suocero questo, sì, mi ha avvisato una mia amica che era qua e sono venuta qua e era tutto quanto colato, tutto nero dappertutto. Poi stamattina, dopo che hanno fatto un sopralluogo i vigili, sono venuta a pulire e tirato via tutto. Insomma, non avevano altro da fare. Quella dove c'è mia suocera, hanno incendiato quella sotto, no? Si capisce, non so cosa. C'è il vaso, i fiori. Cosa vuole? Ma sono proprio vandali, vero? Non si sa chi è stato perché nessuno l'ha visto, vero Antonella? Roba che fa male. Fa male sì, perché a me hanno rubato ancora fiori sulla tomba, sulla casetta là dove c'è mio figlio, ma dico, ma fa ste robe così, non si può, non è accettabile, vero? E proprio resti male. Oltre ai loculi dati alle fiamme, i vandali se la sono presa anche con una sepoltura a terra. Una croce è stata spaccata, buttata giù probabilmente con un calcio. Stessa sorte a vasi di fiori e lumini lanciati distante. Un gesto assurdo che alimenta dolore e rabbia. Una vergogna, con una bella Piera metterli a lavorare sui campi, sul cimitero Tegnirneto. No, e basta, guarda. Per carità, è una vergogna. Scoperto l'atto vandalico, sono stati avvisati gli addetti di Contarina per dare una prima sistemazione alle tombe profanate. A Marostica ora per la gita delle polemiche. Va fatto un plauso a questo sistema educativo che cerca di insegnare per l'appunto ai ragazzi e anche ai bambini qual è la realtà e cerca di farli immedesimare, no? nelle persone più fragili. È un sistema educativo che è stato attaccato con inaudita violenza. Questa non è una polemica, è una forma di intimidazione sostanzialmente da parte di chi invece ha potere, esercita potere e cerca per l'appunto di impedire l'esercizio della libertà didattica che è tutelata dall'articolo 33 della Costituzione. Anche Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, è intervenuto in merito alla polemica scoppiata dopo la visita di una classe quinta della scuola elementare Arpalice Cuman Pertile di Marostica in Piazza della Libertà a Trieste. I bambini avevano distribuito i pasti ai migranti, raccontando l'iniziativa della scuola volta a simulare e conoscere le difficoltà del viaggio dei profughi attraverso la rotta balcanica. Il tutto filmato con il telefonino da Lorena Fornasir, presidente dell'associazione Linea d'Ombra, che aveva poi postato sui social l'esperienza dei bambini. Alcune ore dopo il video era stato rimosso. Fornasir, contattata telefonicamente dalla nostra emittente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Ma la polemica intanto prosegue. Al centro il fatto che la piazza sia teatro di episodi gravi, quali rapine, risse e accoltellamenti. Ieri i parlamentari di centrodestra si erano mossi subito, depositando un'interrogazione al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Attesa per la prossima settimana un'ispezione del ministero alla scuola di Marostica per far luce sull'episodio. Sono politici che hanno paura della libertà educativa, sono politici che guardano a modelli di società autoritaria
come in tutte le società autoritarie il potere controlla l'informazione e controlla l'educazione. Si pensi al fascismo italiano, ma a qualunque sistema autoritario. Evidentemente ci sono molte nostalgie per questo tipo di realtà. Dall'altro lato, l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint è tornata all'attacco. Ancora una volta la sinistra dalla parte sbagliata della storia, in questo caso la scuola, le maestre, hanno trattato i bambini come migranti irregolari. È inaccettabile che vengano bendati per spiegare loro che i migranti irregolari sulla rotta balcanica scappano dalla polizia. È un messaggio sbagliatissimo, gravissimo e inaccettabile. Come gravissimo e inaccettabile che quei bambini piccoli siano stati per coinvolgerli in un orientamento politico che non devono subire a quell'età, siano stati portati in una piazza, la Piazza Libertà, che più volte è stata teatro anche di episodi molto gravi. Non più tardi di una settimana fa un accoltellamento. Un colloquio di lavoro su 3 salta all'ultimo minuto per mancanza di candidati. È la fotografia scattata dalla CGIA di Mestre su un mercato, quello del lavoro, in rapidissima evoluzione. In Veneto preoccupano particolarmente Belluno, Rovigo e Treviso. È un mercato che vive di paradossi, quello del lavoro. Se da un lato il quadro geopolitico accelera crisi anche improvvise, Electrolux il caso più eclatante, dall'altro i lavoratori per le nuove posizioni sono sempre più introvabili, e questo nel vero senso della parola, visto che l'ultimo report della CGIA di Mestre certifica come un colloquio di lavoro su 3 salti, perché nessun candidato si presenta alle selezioni, ufficialmente dispersi all'ultimo miglio. In Veneto, su circa 525.000 entrate previste nel 2025, quasi 176.000 sono rimaste in sospeso. Con sempre meno giovani che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro, l'assenza di candidati è destinata a diventare un problema molto serio, soprattutto per le piccole imprese del Veneto che rispetto alle medie e alle grandi hanno una capacità attrattiva inferiore. Questione di dimensione aziendale, ma anche di attrattività dei singoli territori. Se la mancanza di candidati in Veneto incide mediamente per il 33,5%, la maglia nera se la aggiudica Belluno, dove ci si attesta al 37,7%, seguono Rovigo 36,8% e Treviso 34,6%. Qui, nel capoluogo della Marca, ne sa qualcosa Andrea Penzoiello, titolare di un locale in centro. È successo più di una volta appunto che a colloquio fissato dovessimo poi fare alcune chiamate per capire dove era il candidato, e a volte venire addirittura bloccati o comunque non ricevere risposte. Fotografia a cui segue una riflessione che riguarda tutti, nessuno escluso. Non tutti i datori di lavoro si sono sempre comportati in maniera corretta verso i propri dipendenti. Noi stessi siamo stati dipendenti prima di essere datori di lavoro e abbiamo vissuto situazioni anche borderline. C'è però da dire che noi come azienda da diversi anni ormai non assumiamo nessuno in apprendistato, non assumiamo nessuno in stage, offriamo solo contratti qualificati, offriamo bonus. Ma anche questo non basta, con la CGIA che rilancia su formazione tecnica, dialogo impresa e scuola, e poi i salari, l'esempio è lampante. Quello che gli viene in tasca è sicuramente risicato, quello che noi spendiamo per un ragazzo non è per niente risicato. Noi spendiamo più di 3.000 euro al mese per una persona che poi porta a casa 1.600 e 1.700 netti, quindi sicuramente se si riuscisse a detassare in parte il costo del lavoro arriverebbero molti più soldi. Al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso assegnata la 10ª edizione del premio Goffredo Parise per il reportage. Il premio alla carriera quest'anno è stato assegnato al giornalista Peter Gomez. No, non mi aspettavo un premio alla carriera che mi ha fatto sentire abbastanza vecchio, anzi pensavo addirittura che portasse un po' sfiga. Poi ho pensato meglio un premio alla carriera che un premio alla memoria. Peter Gomez ha accolto con sorpresa ed emozione il premio alla carriera conferito dalla 10ª edizione del premio Parise. Condirettore del Fatto Quotidiano, Gomez ha ricordato il ruolo fondamentale del giornalismo oggi, avere il coraggio di fare inchiesta e raccontare il potere. Io sono convinto che di non fare questo mestiere per cambiare il mondo, ma che se noi facciamo in maniera buona questo mestiere, certe volte il mondo può cambiare. In questo periodo si raccontano poco le storie del potere. Molti di voi ricorderanno 20, 25, 30 anni fa quanto la stampa andasse alle calcagna del potere, raccontasse,
avesse rispetto ma non si fermasse di fronte a nessuno. E dato che noi la rivoluzione francese, o almeno gli europei l'hanno fatta, i francesi a fine del Settecento, per poter parlare male del potere, perché prima c'erano i cortigiani, ecco, io vedo un'Italia piena di cortigiani. Il rischio dell'autocensura legata al potere è sempre dietro l'angolo, ma oggi si affaccia un altro pericolo, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ucciderà l'informazione. Fare giornalismo vuol dire fare anche informazione. Invece, se tu vuoi raccontare quello che qualcuno non vuole che si sappia, l'intelligenza artificiale non lo può fare, ma può essere solo un aiuto nel lavoro della ricerca. Però una parte del nostro mestiere è anche informazione e lì i problemi vengono fuori. Per il giornalista il problema non è l'intelligenza artificiale in sé, ma chi controlla le piattaforme e il rischio di alterare il racconto della realtà. Se chiedi a DeepSeek cosa è successo a Piazza Tiananmen, almeno fino a qualche mese fa ti diceva niente, DeepSeek è cinese. Mi è capitato tempo fa di fare una prova, mesi fa, chiedendo a varie intelligenze artificiali, Claude, Gemini, Chat, eccetera, eccetera, se alla luce delle informazioni pubbliche su quello che accadeva a Gaza e alla luce degli articoli del diritto delle norme internazionali si potesse classificare quello che accadeva a Gaza come un genocidio, a seconda delle intelligenze artificiali avevo delle risposte diverse, dall'80, 15, 20%. Allora, interrogandolo ulteriormente, la stessa intelligenza artificiale ti dice che dipende chi è il padrone, chi è l'azionista. Questo in prospettiva secondo me è pericolosissimo, perché sempre più spesso le persone molto giovani utilizzano l'intelligenza artificiale per qualsiasi attività nella loro giornata, e dato che c'è un vecchio principio enunciato non da un pericoloso bolscevico ma da un grande liberale come Luigi Einaudi, conoscere per deliberare, ecco che se conosci male delibererai malissimo. Queste le riflessioni di Peter Gomez raccolte dal nostro Nicola Marcato. Ci fermiamo qui per il Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.